ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo con la cronaca. Avrebbero sottratto medicinali per la cura di malattie oncologiche è quanto emerso dalle indagini della polizia e coordinate dalla Procura di Catania, che nei giorni scorsi hanno portato all'arresto di 3 persone. Dagli elementi acquisiti sarebbe emerso che il reato è stato commesso da soggetti che arrivano da Napoli e che si sono avvalsi della figura di un bassista locale che gli offriva supporto logistico dal momento del loro arrivo e successivo allontanamento dalla città. Incidente stradale a Vittoria, in provincia di Ragusa, lungo la statale Forcone. Il semaforo spento da un mese e la nebbia fitta hanno innescato e provocato lo scontro tra un furgone a noleggio e un Audi. Un ferito che è stato trasferito all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi. Occupa abusivamente un appartamento che aveva in passato preso in affitto e quando scopre che il proprietario stacca luce e gas va in escandescenza. Succede a Licata, protagonista un immigrato che è stato denunciato dai poliziotti del locale commissariato per danneggiamento, occupazione e lancio di oggetti pericolosi. Un incendio è divampato la scorsa notte nell'azienda Ecofarm che si occupa di smaltimento dei rifiuti ospedalieri a Carini, in provincia di Palermo. Le fiamme sono partite dal camino dell'inceneritore. Sono intervenuti i vigili del fuoco con 6 squadre, hanno impiegato circa 3 ore per spegnere il rogo. Sono in corso accertamenti per stabilire la qualità dell'aria e per capire le cause dell'incendio. Con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.